A mezzogiorno di oggi si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste elettorali nei 10 comuni padovani che il 14 e 15 maggio prossimi andranno al voto. Saranno 27 le liste a correre in questa tornata elettorale a sostegno dei 23 candidati sindaco. Il comune più grande, sopra i 15.000 abitanti, è Piove di Sacco. Non si rischia il ballottaggio però perché sono due i candidati alla poltrona di primo cittadino. Sono Lucia Pizzo, vice sindaco uscente, sostenuta da 3 liste civiche di centrosinistra, e Paolo Mazzetto, sostenuto dai partiti di centrodestra. Due candidati sindaco a Borgo Veneto, Casalserugo, Codevigo e Maserà. Saranno invece 3 i candidati nei comuni di Mestrino, Megliadino San Vitale, Solesino e Villanova di Camposampiero. Candidato unico a Galzignano Terme, dove si presenta il sindaco uscente Riccardo Masin. Lo sfidante, quindi, diventa il quorum. Per essere eletto, infatti, Masin dovrà avere il sostegno del 50% più uno degli elettori del suo comune.